Emergenza migranti che potrebbe portare sul territorio regionale fino a 1000 profughi a settimana. Il rischio tendopoli in ogni provincia spaventa anche il sindaco Possamai, che rilancia sul modello di accoglienza diffusa. Il rischio tendopoli, il rischio di hub nelle città è reale. Noi abbiamo sempre detto che è la misura peggiore che ci possa essere, concentrare centinaia di persone, centinaia di richiedenti asilo, tutti nello stesso luogo, in condizioni spesso non degne, sarebbe inaccettabile. Per cui insieme a Mario Conti, insieme a tanti sindaci di colori politici diversi, con storie politiche diverse, stiamo chiedendo un altro modello, cioè la distribuzione, l'accoglienza diffusa, perché è l'unico modo che c'è per reggere a questa ondata. Uno sforzo che viene richiesto a tutti i sindaci del territorio, che fanno però i conti con emergenza abitativa, sfratti e mancanza di alloggi. Vicenza oggi è arrivata al 3 per 1000, quindi la sua quota è interamente adempiuta, lo sa bene il prefetto. Noi abbiamo detto che chiaramente siamo disponibili a fare la nostra parte, al momento l'abbiamo fatta interamente. Intanto da qualche settimana continuano gli incontri convocati in prefettura con i vari sindaci del Vicentino per sondare le disponibilità di alloggi da destinare all'accoglienza profughi, tra cui Marano, che fa parte di un progetto sovracomunale, la tenda di Abramo, in cui sono coinvolti 21 comuni dell'Alto Vicentino. E con questi comuni diciamo chiaramente alla prefettura che noi ci siamo, anche con la logica del 3 per 1000, quindi 3 persone da accogliere ogni 1000 abitanti, ma questa disponibilità c'è alla luce del fatto che noi vogliamo fare la nostra parte, ma in una logica in cui tutti fanno la loro parte, comuni e istituzioni comprese. Noi vogliamo in sostanza poter gestire i fenomeni, non subirli. Sovizio intanto ospita i 3 migranti recapitati al comune qualche settimana fa, alloggiati temporaneamente in un appartamento messo a disposizione di un privato, e mette in chiaro l'impossibilità materiale a nuove accoglienze. Certamente preoccupa la problematica di un maggiore afflusso. Noi più di questo e di quello che potremmo andare a fare, cioè fino a 6 migranti, non potremmo ospitare perché altro posto non abbiamo.